Se da Chioggia volessi andare in Polesine in barca, Bruno, saliamo sul minuetto, houseboat. Houseboat. E dove andiamo? Allora, noi da Chioggia percorriamo il canale Po Brondolo, un antico canale costruito dai veneziani, non con l'assetto attuale, ma comunque un antico canale veneziano che consentiva di raggiungere il delta del Po e poi risalire il Canal Bianco o risalire il Po fino ai Granducati. Quindi praticamente andiamo verso il Po. Noi andiamo verso il Po. Si salpa da Chioggia. Destinazione il Po. Perché queste houseboat sono a disposizione dei turisti che vogliono fare turismo nautico nelle acque interne. Esattamente. E quindi un turista, anche senza patente, può noleggiare questo houseboat e farsi una vacanza, immagino bellissima. Sì, per me è sì. una grande aspirazione. È veramente una forma di turismo pensata per le famiglie questa. Naturalmente è un turismo lento, queste barche viaggiano, non prendono neanche 10 km all'ora, quindi... Comunque io sono prudente perché l'acqua è difficile, quindi mi devi insegnare come si fa ad andare su un houseboat. Incomincia a provare a vedere qual è la sensibilità del timone. Vira leggermente a destra, vira leggermente a sinistra. Ah, però vedi che non è che risponde proprio immediatamente. È come è come sciare. La barca fa delle derapate, non sta andando su una ferrovia. Certo, non è un'automobile. Non è un'automobile, lei fa delle derapate. Adesso noi giriamo intorno a queste bricole che segnalano le linee navigabili. Le bricole sono quei bei pali. E proseguiamo e andiamo a prendere il canale navigabile che ci porta nel delta del Po. Abbiamo anche noi delle biciclette a bordo, vero, volendo? Esattamente, la bicicletta a bordo è un fattore molto importante perché tu devi pensare che l'imbarcazione arriva e ormeggia in una certa zona, ma tu al mattino dopo vuoi andarti a prendere il giornale, di qua sulla sinistra. Ah, è questo il canale? Sì, vuoi andarti a prendere il giornale, vuoi andare a prendere il caffè, vuoi andare a visitare un museo della località in cui sei arrivato e questo lo fai con le biciclette. Ci sono degli itinerari ciclistici in cui l'imbarcazione naviga e una parte dell'equipaggio può andarsi a fare un giro in bicicletta. Lo slow tour per eccellenza è houseboat e bicicletta. Houseboat e bicicletta, esattamente. C'è la barca più piccola che imbarca 2 coppie, 4 posti e c'è la barca più grande, una decina di persone. Ecco, gli spazi sono proprio concepiti per vivere a bordo in maniera prolungata.